Va bene. Allora, oggi abbiamo il relatore di oggi, della conferenza di oggi, è il professor Giulio Manuzio, accademico, già professore ordinario di fisica medica presso presso la scuola di medicina e chirurgia di Genova, ma ha tenuto lezioni di astrofisica, ha tenuto lezioni di fisica sperimentale anche presso la scuola di scienze matematiche e fisiche nucleari, fisiche naturali, scusate. Ha collaborato a moltissime ricerche nell'ambito della collaborazione nazionali, internazionali. Voglio oggi, per esempio, ricordare l'esperimento Borexino fatto presso l'Istituto, i laboratori del Gran Sasso, cui ha partecipato appunto il professor Manuzio, oltretutto, oltre ad essere un fisico valente, un ricercatore valente di fisica, però ha anche altre qualità, le posso aggiungere, che ti piace molto le arti visive, posso dire, e che quindi alcuni posso aggiungere, i quadri presenti qua presso la nostra accademia sono appunto del professor Manuzzi, li potete vedere appesi. Allora, oggi di cosa ci parlerà il professor Manuzio? Il titolo sicuramente è molto interessante perché è la fusione nucleare e i suoi problemi, ovvero, e qua c'è la seconda parte del titolo, provare a cucinare pizze senza un forno. Siamo estremamente incuriositi da questo titolo. Bisogna ricordare che, parlando di essere seri, che l'energia è uno dei grossi problemi attuali della nostra società tecnologica. Noi sappiamo che vengono utilizzate le centrali nucleari per avere energia, che sono però centrali a fissione, mentre oggi ci parlerà della fusione, dandoci alcune indicazioni e che forse ci dirà che non è tutto così semplice e in particolare ci dirà che le tempistiche forse non sono così a brevissimo termine. Comunque vediamo. E grazie. Molte grazie, sono contento di essere di nuovo qui. Questo posto io lo trovo decisamente molto bello. La passata gestione e l'attuale continua, ma la passata gestione lo ha reso molto abitabile e quindi diciamo sono contento e poi sono contento anche perché ho un sacco di amici e per giunta, sì, sì. Va bene. Mi siedo così arrivo al microfono. Mi sentite laggiù in fondo? Sì, grazie. E per giunta c'è anche una nipotina che è venuta a sentirmi, quindi sono onoratissimo. Bene, ho deciso di fare questa chiacchierata perché la fusione nucleare mi pare che sia uno di quegli argomenti dove si dice tutto e il contrario di tutto. Sembra un po' quella barzelletta dove c'era uno che chiedeva com'era la moglie a letto e lui ha risposto: c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male. La fusione nucleare è un po' così. Per giunta, anche la Meloni adesso è tornata da Baku, si è convertita, ha detto che ha scoperto che in Italia c'è una notevole attività sulla fusione nucleare e quindi si è entusiasmato. Allora, però l'argomento non è banalissimo e quindi bisogna stare un po' attenti e soprattutto, che succede qui? Perché non va avanti? Vediamo. Ah, ecco. Soprattutto bisogna mettere insieme un certo numero di idee e in quel caso, qui è un po' duretto, è un po' duretto, eccolo. E soprattutto bisogna eh, pezzo per pezzo chiarire le idee, altrimenti poi si arriva in fondo
e non si capisce bene dove si sta. Perciò ho diviso questa conferenza in un certo numero di soste. La prima sosta è l'agitazione termica. Allora, l'agitazione termica è una di quelle cose che ti spiegano a scuola, ma tant'è, uno non è mai convinto che ci sia. Uno dice, ma qui c'è l'aria, cosa mi viene a raccontare che le molecole dell'aria si muovono a centinaia di metri al secondo? Cosa mi viene a raccontare che questo pezzo di vetro ci sono molecole che si agitano? E te lo spiegano a scuola, poi uno non ci crede tanto, ma quello che succede, per esempio, alle molecole dell'aria è che queste continuano a muoversi ad alta velocità, a urtarsi tra loro. Se io tracciassi il percorso di un certo numero di molecole con linee colorate, sarebbe un garbuglio di quel genere. E questa storia del movimento delle molecole, lì è rappresentato il movimento di molecole d'acqua, questo si chiama agitazione termica. Si chiama agitazione termica perché l'indicatore macroscopico, quello che noi misuriamo in maniera tranquilla, della agitazione termica è esattamente la temperatura. Più è alta la temperatura, più l'agitazione termica è alta. Scusate se introduco queste cose, ma il problema è quella formulona che sta scritta lì, formuletta. L'energia. E dovrei precisare quale tipo di energia, ma nel nostro caso l'energia delle particelle, punto, è direttamente proporzionale, c'è una costante di mezzo alla temperatura. Dovrei anche dire che la temperatura è la temperatura assoluta, che vuol dire la temperatura centigrada aumentata di 273 gradi. Ma di nuovo avremo temperature così alte che questa distinzione poi non c'entra niente. Introdurre l'agitazione termica mi serve solo per un motivo. Siccome avremo a che fare con molecole che sono soggette all'agitazione termica, invece di usare le energie per parlare con voi, userò la temperatura. Quindi, quando mi sentirete parlare di temperature, starò parlando è la stessa cosa dell'energia delle particelle. Ho detto prima che di solito uno si dimentica dell'agitazione termica, ma l'agitazione termica governa l'andamento del mondo insieme, in grande, alla forza gravitazionale. Se non ci fosse l'agitazione termica, la mia amica chimica sarebbe completamente disoccupata, oppure avrebbe un altro tipo di chimica con cui avere a che fare. Allora, abbiamo messo le premesse. Parlare di temperatura vuol dire parlare di energia. Seconda sosta, la fusione nucleare. Nomenclatura per chiarire le cose, l'idrogeno esiste in tre varietà. C'è sempre un elettrone all'esterno, ma il nucleo dell'atomo può essere fatto da un protone e un neutrone, oppure da un protone e due neutroni.
hanno nomi diversi: idrogeno, deuterio e trizio. Allo stesso modo noi avremo bisogno di parlare di elio, che esiste in 3 varietà. 2 protoni sicuramente, più un neutrone per l'elio 3, più 2 neutroni per l'elio 4. Un tipico processo di fusione, tanto per entrare in argomento. Un atomo di deuterio a sinistra, un protone e un neutrone, e un atomo di trizio, un protone e 2 neutroni, se si picchiano a energie sufficientemente elevate, perché prima c'è la repulsione coulombiana che li tiene lontani, possono fondersi, dare luogo a un elio 4, quello a destra, e a un neutrone libero. Solo se la temperatura è 150 milioni di gradi, quindi energie altissime. Questo è un processo di fusione dove gioca, c'è una sola reazione. Sono molto interessanti anche i processi in cui c'è una catena di reazioni. Qui ce n'è una tipica. Partite dall'alto, 4 protoni, 4 nuclei di idrogeno 1. A due si urtano. Qui ci vogliono solo 15 milioni di gradi e danno luogo, come vedete, a un deuterio che sta a sinistra, il quale è un deuterio che continua a girare nel magma in cui questo sistema è immerso. In un secondo tempo, se questo deuterio incontra un altro protone, può generare un elio 3. Vedete la catena, direi che si segue abbastanza bene. E dall'altra parte, se avviene un fenomeno analogo in un'altra zona, se ad un certo punto elio 3 ed elio 3 si incontrano, si scontrano ai soliti 15 milioni di gradi, succede che si forma un nucleo di elio 4 e vengono liberati 2 protoni. Allora, in alto siamo partiti con 4 protoni. Allo stadio immediatamente sotto abbiamo usato altri 2 protoni, ma all'ultimo stadio 2 protoni vengono liberati, quindi lì il bilancio è nullo. Quindi 4 protoni alla fine fanno un elio 4. Questo è un tipico processo a cascata di fusioni nucleari multiple. Le fusioni nucleari generano particelle. Questo è importante da notare perché poi dobbiamo parlare di queste particelle. La prima reazione, quella singola, genera un neutrone, che è importante dopo. Quella multipla genera più particelle. In alto, durante la prima reazione, vengono prodotti un neutrino e un elettrone positivo. Sotto viene generato un raggio gamma e quindi ci sono 3 più 3 particelle che vengono prodotte. Allora, i positroni sono elettroni positivi, la cui storia è banale. Si riconvertiranno prestissimo insieme ad un elettrone in raggi gamma. Quindi, se volete,
il prodotto di queste cose sono neutrini e dei raggi gamma. I raggi gamma sono fotoni, appartengono alla categoria dei fotoni, cioè delle radiazioni elettromagnetiche, sono pacchetti di energia. Se ne hanno tanta si chiamano raggi gamma, se ne hanno un po' meno si chiamano raggi X, se ne hanno ancora meno si chiamano ultravioletti, se no è luce visibile e poi diventano infrarossi oppure microonde e onde radio. Comunque è tutta la stessa famiglia, sono tutti pacchetti di energia. Bene, avete un'idea di due tipi di possibili fusioni nucleari. Adesso, visto che si dice tanto che la fusione che si sta cercando di fare è copiare il Sole, andiamo a vedere cosa succede dentro al Sole. Allora, il problema è il Sole come si forma, come si formano le stelle. Nelle galassie esiste una grande quantità di gas, prevalentemente idrogeno, più un po' di porcherie che nascono dall'esplosione di stelle che sono vissute e già morte, e più o meno questo forma un nuvolone di oggetti, di atomi o molecole che stanno a bassa temperatura, 260 sotto zero adesso. Sono estremamente rarefatti e più o meno c'è l'attrazione gravitazionale, ma c'è anche l'agitazione termica e quindi grosso modo stanno in equilibrio. A un certo punto arrivano delle perturbazioni e comincia a lavorare la forza di gravità. Per cui questo nuvolone immenso comincia pian piano a contrarsi. Datemi credito, diminuisce in questa maniera l'energia gravitazionale, ma siccome l'energia si deve conservare, aumenta la temperatura della nube. Quindi il sistema condensa e il centro si scalda, condensa, si scalda ancora di più, si scalda ancora di più. Quando si arriva ai 15 milioni di gradi di cui parlavamo prima, cominciano i processi di fusione nucleare. I processi di fusione nucleare liberano energia, scaldano ulteriormente il gas. Per cui quello che succede è che da una parte c'è la forza di gravità che tende a comprimere il sistema, dall'altra ci sono queste reazioni di fusione nucleare che tendono a farle espandere. Il materiale caldo tende ad espandersi. Il risultato è che si forma uno stato di equilibrio ed è uno stato di equilibrio stabilissimo, perché se aumentano un po' le reazioni di fusione, il sistema si espande un po' e ci pensa la gravità a ricontrarre tutto. Se vince un po' la gravità, aumentano i processi di fusione e il sistema viene riportato in equilibrio. Quindi la stella si ferma, rimane in questo stato di equilibrio e ci rimane per, nel caso del Sole, una decina di miliardi di anni. La catena di fusioni nucleari che abbiamo esaminato prima è una delle tre catene di reazione che governano la produzione di calore all'interno. Paolo, grazie. Se va male laggiù ditemelo, va tutto bene, grazie.
è una delle tre catene che governano la produzione di energia nel Sole. Detto tra virgolette, è esattamente quello che io sono andato a studiare sotto il Gran Sasso, ma questo adesso non c'entra. Ehm, allora, a questo punto però c'è un problema. Abbiamo capito come si forma più o meno questo stato di stabilità, ma il Sole sappiamo che emette energia. Noi, quando stiamo alla spiaggia, lo sappiamo molto bene. Quanta energia emette il Sole? E qui c'è un calcoletto facile, facile. Dunque, se uno prende un satellite e va fuori dall'atmosfera terrestre e misura quanta energia arriva per metro quadro di superficie esposta al Sole, uno ha la costante di 1350 watt a metro quadro. 1350 watt sono un paio di lavatrici in funzione, quindi come ordine di idee. La distanza Terra-Sole è 150 milioni di chilometri. Uno può calcolare la superficie di una sfera che ha come raggio 150 milioni di chilometri. E il risultato è scritto lì, 2,7, 10 alla 23 metri quadri. Se moltiplica per l'energia che arriva per metro quadro, scopre quanta energia il Sole emette. Ci sarebbe da contare anche i neutrini, ma contribuiscono poco. L'energia totale irraggiata dal Sole sotto forma di luce è 0,39 miliardi di miliardi di miliardi di watt. È un bel numero, ne spara veramente tanto. Il problema è, ma questa energia da dove arriva? Questa è energia sparata fuori dalla superficie del Sole. Arriva, diciamo, dagli anni 40, da quando sono conosciute le reazioni nucleari, si sa che l'energia viene dalle reazioni di fusione che sono prodotti al centro del Sole. E qui c'è da capire un attimo, ma è banale, alla fine, come fa l'energia prodotta al centro del Sole ad arrivare in periferia in modo da essere sbattuta fuori. Difatti, questa è la prossima sosta. Allora, i neutrini sono delle particelle strane. Per ogni centimetro quadro, se esponete un'unghia al Sole, ogni secondo ci passano più di 100 miliardi di neutrini. Una cosa spaventosa. Però i neutrini interagiscono pochissimo con la materia. Io al Gran Sasso ho montato un esperimento dove c'erano migliaia di tonnellate di materiale sensibile e riuscivo a beccare 50-60 neutrini al giorno. I neutrini, una volta prodotti, di fatto ignorano la materia del Sole, escono, si perdono nello spazio. I nuclei atomici, l'elio 4, il deuterio, tutti questi atomi, diciamo, nuclei atomici, che sono lì, sono confinati da tutta la materia che c'è intorno e quindi rimangono dove sono. I positroni, l'ho detto prima, si ricombinano, diventano raggi gamma. Cosa fanno i raggi gamma? I raggi gamma, siccome all'interno del Sole tutta la materia è ionizzata, ci sono solo particelle cariche che quindi interagiscono fortissimamente con i raggi gamma. Quindi
i raggi gamma vengono continuamente deflessi, continuamente spostati dal loro percorso, fanno quello che si chiama un random walk. Una persona ubriaca che si muove a caso più o meno può essere una buona simulazione. Si muovono più o meno in tutte le direzioni, ma siccome dalla superficie del Sole viene continuamente emessa dell'energia, pian piano, attraverso questo movimento a caso, i fotoni si spostano dal centro del Sole verso la periferia, mettendoci una quantità enorme di tempo e a mano che viaggiano cambiano energia. Da raggi gamma diventano raggi X, poi diventano ultravioletti e finalmente diventano fotoni visibili. Il nucleo dove avvengono le reazioni è più o meno 0,2 raggi solari. La temperatura scende da 15 a 7 milioni di gradi. Poi c'è una zona in cui la materia è ferma, la zona radioattiva, si va da 7 a 2. Poi comincia uno strato, la zona convettiva, dove la materia va su e giù, come nelle pentole quando l'acqua bolle, portando calore da dentro a fuori, e lì si passa da 2 milioni di gradi a 550 gradi centigradi. Leggetevi il cartello. Ci vogliono più o meno un centinaio di milioni di anni, 100.000 anni, scusate, perché l'energia prodotta al centro del Sole arrivi in periferia. Se è tutto chiaro, io vado avanti. Se ci sono domande, per favore, tiratele fuori anche a metà. E adesso facciamo un piccolo conto. Il piccolo conto è l'energia luminosa irraggiata dal Sole ogni secondo l'abbiamo calcolata prima. Adesso, l'energia liberata quando si produce un nucleo di elio è 32 MeV, non ve lo traduco, è un'unità da fisici nucleari, ma il risultato è che il numero di nuclei di elio prodotti ogni secondo è una cifra spaventosa e la quantità di idrogeno bruciata ogni secondo è 600 milioni di tonnellate di idrogeno ogni secondo. Per 10 miliardi di anni arrivate più o meno al 10% della massa del Sole. Il cuore del Sole si trasformerà tutto in elio, poi comincerà a bruciare l'elio, ma l'elio brucia male. Il Sole a un certo punto diventerà una grossa gigante rossa e poi una piccola nana bianca. Questo è il destino di questo sistema. Adesso parliamo di pizze, giusto? Va bene. Allora, un forno per la pizza, come è fatto? Beh, c'è all'interno del forno la legna che brucia. Se facciamo un forno fatto bene a legna, e lì siamo a 1500, 2000, 2500 gradi nella fiamma. Questa scalda le pareti del forno. Le pareti del forno si portano a qualche centinaio di gradi, così che quando uno mette dentro la pizza, molto rapidamente questa viene cotta. Ma fuori com'è la situazione? Guardate che bell'impianto lì. Fuori, diciamo, c'è del bel materiale refrattario
che è stato messo per costruire il forno, se uno tocca la parete di un forno così, la trova appena tiepida. L'aria porta via calore da questo, ma la temperatura è molto scesa. E adesso guardatevi un po' questa immagine. Da una parte c'è il Sole, 15 milioni di gradi dentro, 5.500 fuori. E di là qualcosa come qualche centinaio di gradi e qualche decina di gradi rispetto all'ambiente che ci sono. Se volete, potete considerare il Sole come un gigantesco forno dentro cui viene cotto dell'elio. È una battuta, ma diventerà importante adesso pensare al Sole in questo modo quando parleremo di fusione da fare sulla Terra. Allora, perché piace l'idea della fusione nucleare? In due tabelle che abbiamo fatto prima abbiamo calcolato l'energia che esce dal Sole. Poi abbiamo calcolato quanto idrogeno viene bruciato. Se uno fa il rapporto, scopre che l'energia prodotta dalla combustione di 1 grammo di idrogeno è 6,5 in 10 alla 11 watt, se uno ogni secondo brucia 1 grammo. Lì non ci ho messo il secondo, mi rimprovero. 6,5 in 10 alla 11 watt. No, i watt, va bene, già al grammo. No, tutto giusto, scusate. Va bene, allora, la quantità di energia fossile consumata sulla Terra oggi è 150 in 10 alla 11 watt. Il 10 alla 11 c'è sempre, quindi il totale è 150 di un certo numero, mentre ogni grammo di idrogeno nel Sole rende 6,5. Basterebbe bruciare 30-40 grammi di idrogeno a rendimento 1 sulla Terra. Uno mette uno in America, uno in Europa, uno in Asia, uno in Africa, uno in Australia, brucia 5 o 6 grammi in ogni posto, ha finito. Sarebbe bellissimo. Non si può, ve lo dico subito. Quale sarebbe l'idea? L'idea è banale. Noi oggi per produrre energia elettrica cosa facciamo? Usiamo quello schema lì. Come è fatto quello schema? A sinistra c'è un bel bidone pieno, che vi posso dire, di gasolio. Uno brucia il gasolio sotto un pentolone per far bollire l'acqua e produce vapore d'acqua. Il vapore passa attraverso una turbina. Se volete, pensate di aprire una pentola a pressione e metterci davanti una girandola. Il principio è lo stesso, quello è un giocattolo, questa è una cosa seria. La turbina che gira fa girare un alternatore che produce energia elettrica. Allora il problema è: bruciamo idrogeno e facciamo bollire dell'acqua. Invece di bruciare stupidamente del gasolio, bruciamo idrogeno. Questa sarebbe l'idea. Ma arriviamo all'ultima tappa, dai sogni alla realtà. Come si può fare? Il materiale più resistente al calore che noi abbiamo è il tungsteno, che è fuso a 4.000 gradi. Noi abbiamo bisogno di 150, di 15 milioni di gradi.
Non esiste nessuna possibilità di fare un forno in cui bruciare idrogeno. È chiaro il discorso? Proprio non esiste nessuno. E allora cosa si può fare? Allora salta completamente l'idea di fare la catena di reazioni per bruciare idrogeno, perché lì ci vuole un ambiente in cui prima si fa il deuterio, poi si fa l'elio 3, rimangono lì, rimangono confinati, prima o poi si incontreranno. L'unica possibilità che abbiamo è dire, vabbè, ma siccome le reazioni di fusione producono energia, vediamo se possiamo, per esempio, combinare deuterio e trizio in modo da avere una reazione di fusione e ricavare un po' di energia. Questo però cambia completamente la situazione. E l'idea qual è? L'idea è abbastanza banale, guardate, partite da sinistra. Un deuterio e un trizio in qualche modo li facciamo combinare. Una volta che sono combinati si produce un elio. Con l'elio si fa molto poco, ma soprattutto viene prodotto un neutrone carico di energia. Il neutrone prima o poi incontra una parete. Quando un neutrone energetico incontra una parete, continua a urtare gli atomi della parete, gli cede energia, scalda la parete. La parete scaldata dai neutroni prodotti dalla reazione la mettete in contatto con dell'acqua che bolle e fate di sopra c'è lo schema che più o meno vedete con un reattore a fusione e sotto c'è quello schema che avevamo visto prima. Non cambia nulla, semplicemente voi scaldate l'acqua con i neutroni prodotti dalla reazione. La reazione deuterio-tritio oggi è quella più studiata e dunque io parlo di quella. Ora però voglio mettere i puntini sulle i. Vi ho portato fin qua per mettere i puntini sulle i e chiarire un certo numero di cose che si dicono ma che a volte sono false. Come andiamo? Ma abbastanza bene. Va bene. Allora, non è vero che i reattori a fusione non producono scorie radioattive. Ci sono neutroni in giro che devono essere termalizzati. Quando vengono termalizzati è sicuro che fanno scorie radioattive. Qui c'è un enorme vantaggio, enorme, rispetto ai reattori a fissione. Il materiale dentro cui si possono far morire i neutroni può essere scelto in modo che abbia sia radioattivo, sì, ma abbia delle vite medie di 10 anni, 100 anni, massimo 1000 anni per alcuni pezzi. Quindi il problema della gestione delle scorie è decisamente semplificato. Ma se qualcuno dice quella non produce scorie, dice bugie. Secondo, non è vero che un reattore a fusione mima il Sole, non ci pensa neanche. Sta sfruttando una possibile reazione di fusione nucleare. Ma è un bellissimo titolo per giornalisti dire che copiamo il Sole, ma non è vero. Non solo, ma i combustibili sono deuterio e trizio. Il deuterio ce n'è una certa percentuale nell'acqua, bisogna avere la pazienza di separare l'idrogeno, fare l'elettrolisi, ricavare l'idrogeno, dall'idrogeno separare la parte di deuterio, ci vuole energia, ma si fa. Problema grosso è il trizio. Il trizio è un materiale radioattivo, lui, che dura 14 anni.
viene prodotto nell'alta atmosfera dall'urto dei raggi cosmici contro l'atmosfera in alto. Poi se ne viene giù con la pioggia e si infila dove gli pare. Si calcola che oggi su tutta la Terra, sparso su tutta la Terra, ce ne sia una ventina di chili. Non c'è verso di ricavare il tritio così. Bisogna procurarselo come? Ci sono un certo numero di reattori nucleari che funzionano ad acqua pesante che lo producono, ma sono reattori che ormai vanno in dismissione. Si può produrre con un acceleratore, si può produrre in vari modi, ma va prodotto a parte e ha un costo energetico non piccolo. Messi i puntini sulle i, vediamo come si può fare in pratica, cosa si fa. Allora, eh, ecco, uso la terminologia che usano, io vi racconterò dei due esperimenti più importanti, non farò la lista di tutto. Uno dei due esperimenti importanti è ITER, ne parlerò dopo, e a ITER usano una terminologia un po' così, per divertirsi. Allora, l'idrogeno, il deuterio e il trizio sono due gas a temperatura normale che solidificano a 260 sotto zero. Allora, se uno si è procurato deuterio e trizio, può portarli a bassa temperatura, solidificarli. Dopodiché li spezzetta, fa quelli che si chiamano i pellet e quelli di ITER li chiamano le palle di neve. Vabbè, è un modo per divertirsi soffrendo. Allora, la preparazione è sempre, quando uno vuole, prendere delle palle di neve di deuterio, delle palle di neve di trizio, metterle insieme da qualche parte e a questo punto quelle sono a 260 sotto zero. Quelli di ITER dicono adesso le dobbiamo mettere all'inferno. Mettere all'inferno vuol dire portarli a 15 milioni, anzi a 150 milioni di gradi per questo tipo di reazione, dargli l'energia necessaria. Come si fa? Le idee sono due. Una è quella del Lawrence Livermore, che è un'agenzia americana per lo studio delle armi atomiche soprattutto, e quello è: prendiamo dei laser di potenza, spariamo con dei laser di potenza tutto quello che possiamo su questi campioncini, su queste palle di neve, in modo da scaldarle. In realtà la cosa è un pochino più complicata, adesso eventualmente ne accenno, ma comunque questa è l'idea. Questa è un pezzo della sala di preparazione con tutti i cammini per i laser. Naturalmente la cosa è piuttosto complicata e diciamo quello che succede è che in realtà si spara su una pallina di vetro, quella che vedete al centro di quel tubo color marroncino rossiccio, e allora la sferetta evapora di colpo e siccome all'interno della sferetta sono stati depositati deuterio e tritio, la sferetta implode, quindi questi oggetti vengono anche meccanicamente compressi e lì si può produrre, si può arrivare ai 150 milioni di gradi. Però, però c'è un però. Ecco, naturalmente tutti hanno bisogno di farsi reclame.
E quindi a dicembre del 2022 sono comparsi sui giornali articoli incredibili, Nuclear Fusion Breakthrough, abbiamo guadagnato più potenza di quella messa dentro, eccetera, eccetera. Cos'era successo? Era successo che su questa sferetta di cui ho parlato avevano mandato con i laser 2,05 megajoule, una certa quantità di energia. Era avvenuta la fusione e avevano ottenuto 3,15 megajoule. Quindi uno dice, bellissimo, una volta e mezzo di quello che ci ho messo dentro. Breakthrough, siamo a posto. Poi uno dice, scusate, ma l'energia totale che avete dovuto impiegare per fare questo mestiere, quanto è stata? E uno ti risponde 300 megajoule. Quindi sono stati messi dentro 300 megajoule e ne sono stati ottenuti 3,15. Siamo all'1% di resa. C'è ancora un bel cammino da fare. I signori indicano molti decenni per riuscire ad arrivare in fondo. E va bene. Passiamo alla seconda idea. La seconda idea è quella dei tokamak, dei stellarator, di queste cose qua. Allora, una particella carica, come sono i nuclei di deuterio e di tritio, una volta che sono stati ionizzati dopo che erano delle palle di neve che avevano i loro elettroni intorno, se emessa in un campo magnetico che ha delle linee di forza che sono dei cerchi, si muovono tipo cavatappi intorno alla linea di forza. Vi faccio vedere un'immagine che forse vi dà un'idea. Supponete di avere un ambiente estremamente vuoto, le pareti sono ovviamente delle pareti di magneti. Quella linea gialla in qualche modo è una linea di forza di campo magnetico. Intorno a quella linea di forza vedete disegnate, è un disegno, delle barbettine che sarebbero i nuclei di deuterio e di trizio che rimangono lì e si spera che prima o poi si incontrino e diciamo gli si può dare energia per mezzo di campi elettrici. Questo è un rendering di metà del sistema. Vedete laggiù le cavità dentro cui, mezza cavità dentro cui devono andare le particelle, poi bisogna chiudere tutto con la sua controparte. Questo è un oggetto enorme. Guardate l'omino che vi dà le dimensioni della scala. È una cosa enorme. Questo è l'oggetto reale, una delle due sezioni che finora sono state costruite. Quella cosa sì, vagamente ellittica è un pezzo di magnete fatto con cavi superconduttori, in buona parte fatti a Genova dalla ditta dei Malacalza, che ormai è specializzata a fare queste cose. Ne hanno messo su due. I cavi superconduttori vanno raffreddati ad elio liquido a 270 sotto zero. Si sono accorti che le saldature erano fatte male, li hanno tirati giù, stanno rifacendo tutte le saldature e adesso vi dico dei tempi. È un reattore che viene montato in Francia, a Cadarache, un posticino sopra Aix-en-Provence,
E il problema è che ITER dovrebbe avere come scopo di dimostrare che si possono produrre 500 megawatt. 500 megawatt non sono una cosa folle, per un tempo di 10 minuti. È cominciato nel 2009, nel 2033 si spera che comincino a metterci dentro i primi plasmi, nel 2039 cominciano a metterci dentro deuterio e trizio e poi si vede. Della fusione nucleare spesso si dice che è quella cosa di cui da 50 anni si dice che sarà pronta tra 50 anni e forse non siamo lontanissimi. È uscito un libricino su queste cose di questo signor Simone Baroni che spiega un po' queste cose. Se qualcuno è interessato, racconta anche di più strumenti, di più varianti di questi strumenti, ma direi i tempi sono tempi sicuramente lunghi. Se qui ci sarebbe da mettere un altro puntino sulle i. Se uno vi dice presto sarà pronta la fusione e quindi i problemi di sistemare energeticamente i problemi, questo di nuovo è una bugia. Io di più credo di non potervi dire. La ricerca, i frutti li dà sempre, cioè quando uno fa ricerca, sviluppa tecniche, fa cose e quindi la ricerca, queste sono ricerche costosissime. Quindi non dico che dobbiamo smettere di fare ricerca perché siamo lontani dall'obiettivo. No, assolutamente. La cosa è importante, va fatta. Però la ricerca costa, richiede tempo e diciamo quando è che si arriva, mettersi una deadline, questo direi è impossibile. E che vuoi cominciare? Ah, Se usi il microfono sono contento. Sì, sì. ho visto una mano alzata, no? Sì. Chi è che voleva ir qua, ecco qua. Sì. Grazie innanzitutto della splendida conferenza, professore, perché chiarisce molto le idee. Le volevo chiedere, come sviluppi futuri si parla nanomateriali, nuovi Si parla di? nanomateriali, o comunque nuovi materiali per appunto la fisica della materia, eccetera. Può essere un aiuto oppure in questo campo è difficile avere un ausilio da Ma confronto? dunque, aspetti, diciamo, il nanomateriali di per sé direi non vedo, poi magari salta fuori che sono importanti. Quello che invece, diciamo, per materiali un po' speciali è vero, è che invece di costruire i magneti con cavi superconduttori a niobio, perché è il niobio l'oggetto che si usa, ci sono degli oggetti che diventano superconduttori a temperature un po' più alte e stanno costruendo degli stellarator di quel tipo. Però sa com'è, la ricerca è una cosa che va avanti, poi a un certo punto le dici, ma scusa, se facciamo così è meglio. Prego. Un'altra domanda? In campo militare la bomba H a fusione è nata avendo come innesco una bomba a fissione, quindi lo scontro, l'energia di scontro e la temperatura l'hanno ricavata chiappandoci la bomba di prima. Sì, Quando- usavano, scusami se ti interrompo, usavano una bomba
atomica normale per fare i 150 Fissione, esatto. milioni di gradi. 150 milioni per forzare il Sì. trizio a appiccicarsi. Quanto della ricerca militare, che non è mica ferma, nonostante ci siano 1000 patti teorici e tutti quanti ne abbiamo paura, eccetera, Sì. quanto della ricerca militare potrebbe essere calato nella ricerca civile? E che non se ne sa niente. In qualche modo ti ho risposto. Il Lawrence Livermore National Laboratory è il laboratorio per le armi atomiche degli Stati Uniti e lì stanno provando ad usare i laser di potenza. Questo è quello che laggiù fanno. Di più non ti so dire perché ovviamente, chiaro. Il problema, se volete parlarne, il problema è che siamo in una impasse. Perché il riscaldamento c'è, e come se c'è. Usare la fusione è sostanzialmente qualcosa che forse verrà, speriamo che arrivi, ma per il momento non se ne parla. L'energia solare e l'energia eolica è qualcosa che in linea di principio ormai si sa come fare, non c'è problema, ma è energia molto distribuita e se uno volesse fare tutto con l'energia solare, deve coprire l'1% dell'intera superficie almeno l'1% dell'intera superficie del pianeta, oceani compresi, con pannelli solari o con mulini a vento. Quindi lì, diciamo, bisogna andare in quella direzione, ma sicuramente è dura e poi spaventa il costo. Poi spaventa l'obiezione delle persone. Se uno fa i conti banali, insomma, la superficie da coprire è 1 milione di chilometri quadri. 1000 per 1000 chilometri. Ragazzi, pensateci un po'. L'energia nucleare convenzionale, vabbè, probabilmente bisognerà in qualche modo tornarci per alleviare un po'. Ma non vedo grandi cambiamenti e soprattutto direi l'unico progetto più o meno intelligente dorme nei cassetti perché sta dormendo nei cassetti, è stato comprato e messo nei cassetti. E quindi non vedo alternative al riscaldamento globale. Questo è il punto della questione. Vabbè, questo lo dico a Come? Volevo sapere di più che è stato comprato, messo nei cassetti, cosa vuol dire? Cioè, chi l'ha comprato? L'unico progetto che io Sette ritengo sorelle. intelligente è quello di Rubbia. Allora, cosa aveva proposto Rubbia? Rubbia aveva proposto, facciamo un acceleratore di protoni che raggiungano energie molto alte. Li spariamo contro dei nuclei pesanti e qui c'è il primo vantaggio, che possono essere le scorie radioattive che giacciono nei magazzini, in modo che così uno se ne disfa e vanno benissimo. E queste si frammentano, liberano energia e quindi otteniamo dell'energia liberandoci dalle scorie. Quali sono gli altri vantaggi? Il liquido circolante non era acqua, ma era piombo, per cui non c'era nessun pericolo di esplosione del reattore.
perché il reattore era alimentato dall'acceleratore. Se l'acceleratore si ferma, là non succede nulla. E comunque il piombo, che sarebbe fuso quando lui funziona, solidifica e blocca tutto. Cosa è successo? Cosa è successo esattamente non me lo dovete chiedere, ma credo che sia successo questo, non per fare soldi, ma credo perché lui voleva divertirsi a farlo. Rubbia ha brevettato il sistema e ha avuto promesse di acquisto del brevetto per farlo in Spagna, di qui, di là. Secondo me, qualche petroliere Andiamo. Adesso parlo un po' io. Prima di tutto ti regalo una cella solare, Ti ringrazio, bellissimo. perché quelle sono quelle che facevo io in Ansaldo nell'80, perché sapete, forse a Genova si E questo faceva ha le un celle valore solari. storico, Quella è grazie. storica. Ne ho ancora qualcuna, ma noi in Europa eravamo i primi. Tanto per informarti sullo stato d'arte del solare. In questo momento le fabbriche solari, cioè la filiera fotovoltaica mondiale, produce 1 terawatt ogni anno. Sì. 1 terawatt è tanto. Tra 20 anni avremo installato dovunque, lui dice nei deserti, no, sulle case, sulle barche, sulle automobili, dove volete, un po' per uno non fa male a nessuno, quindi non pensiamo di coprire il mondo perché proprio, scusa, è una cavolata. Cosa avremo? Avremo tanta energia per coprire tutta l'energia elettrica mondiale nel 2000, tra 20 anni, quindi siamo nel 24, nel 2044 avremo l'energia totalmente elettrica per tutti quanti, distribuita con le reti elettriche come si fa in Italia. A questo punto, quando arriverà la fusione, i reattori, tutto quanto, arrivano con 1 megawatt, con 1 gigawatt. Pardon, 1 gigawatt sono 1000 megawatt, una centrale nucleare è 1 gigawatt. Arriveremo ad avere centrali nucleari che producono energia quando c'è già pieno di energia gratis solare. È un po' come quando si va in discoteca che le ragazze sono già state tutte prese e non si riesce a ballare con nessuno. Questa sarà la situazione economica vera. Aspetta, Attualmente, no, finito. questo è interessante, ma Il solare attuale costa 7 centesimi a kilowattora, reso alla rete, cioè tutte le bollette che voi pagate, poi ve le mettono 20 centesimi perché giustamente bisogna pagare gli operai, gli ingegneri, tutti quanti, però il risultato è che già adesso l'energia solare è non gratis, ma poco costosa. Il nucleare è 100 volte di più. No, ma sì. Io non ho fatto i conti, ma vorrei sapere quanto costa coprire nel modo a cui tu dici, esaurire la richiesta di energia elettrica in quella maniera. E per favore non ti dimenticare che primo devi avere miniere sufficienti per produrre i materiali che servono. Devi, sì, inquinicchi abbastanza nel produrlo. Ogni 10 anni più o meno devi cambiarlo. Non sono tutte rose e fiori, eh? Non sono, cioè sei un ottimista, ma ci sono dei bei problemi. Un attimo, c'è una domanda prima. Di Gallinaro. Ma in realtà, diciamo, ho l'impressione, ho fatto qualche conto, andando a vedere su Google, ma si potrebbe forse anche prendere le vecchie mappe del Turing. A Milano, con la superficie in qualche modo urbanizzata è dell'ordine di 400
chilometri quadrati. Diciamo che le terrazze 100 chilometri quadrati, se si ricoprissero con al limite, ponendoli immediatamente sopra, diciamo, ma si potrebbero fare pergolati o altro, mettendoci sopra direttamente il costo non è grande e sarebbero 20 gigawatt. In realtà, grosso modo, ho provato anche a fare i conti, grosso modo, a Cesarea, andando a vedere su Google più o meno quanti sono i terrazzi, e grosso modo ho stimato che almeno tutti i consumi, diciamo, non so se dei negozi, ma certamente del riscaldamento o altro, sarebbero coperti. E quella stima è che 1000, che grosso modo, senza, credo soprattutto che non è vero che c'è consumo di suolo, perché in qualche modo, diciamo, ci sono circa 1000 chilometri quadrati, questo l'ho ritrovato anche, ma grosso modo erano conti che avevo già fatto, utilizzabili, cioè di tetti e terrazze. Allora, diciamo, di quando non c'è, eccetera, però certamente almeno la metà, diciamo, credo. Gaetano, allora, abbi pazienza. Se tu vuoi usare delle celle solari in un edificio monofamiliare in campagna, non c'è nessun problema. Lì ottieni tutta l'energia che vuoi. Se lo vuoi usare su un grattacielo, figlio mio, fai briciole. Non è vero. E poi non è finita. Ti puoi procurare un po' dell'energia che ti serve in casa, ma teniamo conto che una grande quantità di energia deve essere messa nei trasporti. E lì, nei trasporti, ne devi produrre indipendentemente dal mettertela sopra casa. Cioè, sono d'accordo che si possono fare tante cose. Prima di tutto, io ho fatto questa cosa sulla fusione per informarvi dello stato della fusione, ma non sono uno che dice vedrete che con la fusione faremo, sia chiaro. Sono d'accordo, si è capito, penso. Si è capito. Sono d'accordo che adesso l'unica possibilità è usare il più possibile un mix di tutto quello che abbiamo per cercare di alleviare il problema. Se però tu mi dici con le celle solari facciamo tutto, ti dico non ci credo. Non ci credo. Va bene, il dibattito vedo che si sta accendendo, quindi penso che forse una conferenza con le celle solari e sull'energia solare forse varrebbe la pena di farlo. Va bene, allora c'è ancora 3 domande possiamo ancora fare, ce n'è una qui, poi vado in ordine. Era un semplice commento. Il mio terrazzo di Salita Sant'Anna, dove stanno i miei bambini, i miei nipoti e le piante, coperto di celle solari, che non posso andare a calpestare perché si rompono o mi ci brucio, mi sembra una follia. E durante il Covid abbiamo visto che le case con terrazzo, anche i terrazzi più piccoli, più spaventosi, erano le uniche di sopravvivenza. La prima. La seconda. Noi stiamo in un paese che è il bel paese, ha anche dei problemi storici. Allora, siamo sicuri che tutti i tetti storici che si vedono dall'alto, che hanno uno stile, che hanno qualcosa, i parchi, i controparchi, eccetera, possano pensare di mettere i Ci tetti... pensano le belle arti a Ma non ci fermarci. voglio dire, il problema è che le celle solari sono una bellissima cosa, ma non dobbiamo pensare che adesso per avere l'energia noi ci riduciamo a vivere in una galleria sottoterra. No, perché esiste comunque anche una vita estetica, sociale, culturale. Questo non deve andare in contrasto, eh?
Quindi non c'è solo la cella solare come problema. Comunque, Va bene, insisto, va scusatemi, scusate, non si può fare. Va bene, va Attimo, bene. insisto sul fatto che faremo una. Calma, calma, ragazzi. Prima chiudo questo argomento. C'era qualcuno laggiù in fondo. Do un qualche contributo, poi vorrei tornare un attimo al nucleare, ma concludo con Piero Zani, abbiamo fatto tanti pannelli e tanti impianti. Il problema non è ideologico di dire devo riempire il mondo, dobbiamo fare tutto quello che è possibile fare. In Italia, adesso forse non lo sa la gente, ma già dal 2010, poi è decaduto e poi adesso per fortuna abbiamo ripreso. Facciamo il 10% di energia elettrica che è prodotta con l'elettricità. Il costo, scusa, col fotovoltaico. Il costo, lui è stato dato dei numeri un po' vecchiotti. Oggi gli impianti fotovoltaici, quando fanno i progetti fotovoltaici, si vendono per energia fotovoltaica a 0,01 euro per kilowattora. Il 0,01, noi la paghiamo 25, però oggi l'impianto fotovoltaici nuovi con i prezzi attuali di costi è 0,01 per kilowattora. Quindi il problema vero è che uno va in giro per esempio per l'Italia, no? Ecco, allora c'è pieno di spazio inutilizzato, tutti i tetti, ma non i tetti storici artistici, ci mancherebbe. Li teniamo, anche la casa ce la teniamo bella, ma tutti i tetti industriali, se è andato in giro tutta l'Italia, i tetti industriali il 90% non sono coperti e l'industriale è il vero ideale per il fotovoltaico, perché la produci sopra e la consumi sotto. Ma no, ma non la useremo mai. Ma perché? Ma questo è un'estremizzazione. Va bene. Ecco, quindi Scusate. Poi volevo tornare al nucleare per una cosa invece. La prima è una per capire. Allora, i tempi non possiamo dirli per la fusione. Io ho partecipato anche ai progetti terre, anche con i superconduttori. Qualcosa l'ho seguito. Non si possono dire. Ma ecco, però secondo me possiamo dire qualcosa. Che per questo secolo la fusione non la vedremo produrre tutti i gigawattora che ci servono, o almeno per molti decine di anni, questo è più che certo. Ecco, questo dovremo far arrivare questo messaggio ai nostri politici, che ci dicono che la fusione è Difatti, è quello che io volevo chiarire. È vero così, no? Ecco. Ultima cosa, una piccola deviazione sul nucleare. Bisognerebbe anche dire che la fusione, mi trovo totalmente d'accordo su quello che è stato detto, mi pare. La fusione, signori, io sono laureato in fisica elettronica nucleare, si chiamava così quando studiavo col professore. Però possiamo anche dire che in sostanza l'Italia, sempre come paese, non ha più niente, neanche nei paesi dove c'è la fusione che esiste, la Francia sempre celebrata, Flamanville, dal 2000 è stata messa la prima metra per costruire l'ultimo impianto nucleare, Flamanville, no? Dove c'è già 3 reattori o 4 già in corso, cioè tutte le attrezzature, tutte le autorizzazioni. Sapete quando è il primo kilowattora? Non c'è ancora stato, non si sa quando riuscirà a partire, perché per rispettare tutte le regole Sì, quello è un problema grosso. Sicurezza, riescono ad andare avanti, hanno già speso da 3 miliardi, che era la spesa iniziale programmata, sono già 20 e non si sa ancora. Ecco, questo lo volevo dire, è un po' una digressione, ma va nel senso che si sente anche dire il nucleare a fissione, può essere, anche a Genova molti lo dicono. Ecco, questo è... Grazie. No, non è la stampa, lo dice lo governo, non la stampa, lo dice Fischer, Stati Generali in comune, 15 giorni fa. Io mi metto qui per rispetto delle persone che stanno sedute. Tanto ringrazio infinitamente il professore e vorrei la parola, cosa andiamo a dire ai politici, ho sentito, no? Ma questi politici in questo momento che stanno al governo, quelli che comandano, si sono impallati, si sono
inchiodati sulle posizioni delle lobby del nucleare. Allora, il potere sapere che voi avete, scienziati, non lo potete un po' mettere insieme e farglielo sapere a questi balordi distruttori? Un accenno al nucleare. L'ONU, un po' di tempo fa, ha emesso una plenum assemblea che le bombe atomiche sono fuori legge. Quindi bisogna cominciare, se non lo sapete, ve lo dico io, sono fuori legge. Tutta l'energia nucleare che è distruttiva bisogna metterla al bando. E ribadisco, grazie che ci avete potuto far ascoltare questo, però mettete insieme l'università, i centri di ricerca e fate in modo di contrastare una lobby nobile antinucleare, quello della fusione, che non c'è. Grazie. Quanto riguarda l'Accademia, abbiamo già fatto 3 seminari sulla transizione energetica, sono usciti gli atti, li abbiamo diffusi e tutti hanno questi volumi. L'ultimo è il forum sul cambiamento climatico che abbiamo fatto e che è terminato pochi giorni fa. Quindi Ce ne l'informazione stiamo c'è, ampiamente occupando. ovviamente non è Forse facile. laggiù in fondo c'è... Prego, prego. Chi è che deve... Perché così parlo. Scusa Giulio, io volevo dire una cosa controcorrente. Abbiamo un'infinità di problemi che questa società, questa formazione sociale e economica, non riuscirà mai a risolvere, non ha mai risolto. Ci vogliamo mettere qui, diciamo, i politici, i non politici, le lobby. Il mondo va avanti così. Se questa società fosse stata in grado di risolvere un problema, avrebbe cercato di salvaguardare che 5 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono tutti gli anni, ma stanno facendo morire il futuro dell'umanità. Cioè 5 milioni sono una cifra enorme. Cioè questa società ci sta portando verso la negazione del futuro dell'umanità, perché le donne ormai no, le donne nelle società avanzate non fanno più figli. In Italia siamo a 1,20 per ogni donna, quando il minimo per crescere dovremmo essere a 2,1. Quindi di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Finché l'umanità non è coesa e non c'è più alla base di tutto il profitto, non si risolverà mai niente. Ma ce lo hanno dimostrato nei fatti tutti. Ogni volta si era parlato che dopo una guerra, perché così non ce ne sarà più. Ma scherziamo? Finita una guerra se ne comincia un'altra. La pace non è altro che un intermezzo tra una guerra e l'altra. Quando la democrazia occidentale ha battuto il nazifascismo, subito dopo se ne sono andati in giro per il mondo a far guerre. In Indonesia sono andati gli olandesi, in India sono andati gli inglesi, in Indocina sono andati i francesi sono andati in Africa. Ma scherziamo? Ma di cosa parliamo veramente? Mettiamoci, cioè se finché l'umanità non sarà coesa, restiamo ancora alla preistoria della storia umana, perché secondo me non siamo ancora alla storia umana, siamo alla preistoria. Dai il micro... No, no... Tre motivi per cui si avversa così tanto il nucleare, si è avversato così tanto il nucleare. 3, no, 1, 2 motivi per saperlo. Non ho capito. I motivi perché il nucleare fa così paura. Fissione.
Dunque, cosa vuole sapere sulla fissione? Sulla fusione quindi, sulla fusione. Allora, io ne ho parlato, ho detto la fissione secondo me non mi convince. La fusione tra 50 anni ne parliamo. La fissione è possibile. Va bene, c'è ancora... Ciao. Vuoi fare una domanda? L'ultima domanda è questa. Grazie Giulio per la tua conferenza, è sempre un piacere ascoltarti. Tu hai citato Rubbia con quel progetto. Io ricordo che una ventina d'anni fa a Fisica ci fu una conferenza appunto di Rubbia dove presentò quel suo progetto energetico che usava i raggi del sole, le parabole con gli specchi, il fluido, che aveva provato in Spagna all'epoca. E mi ricordo che in quella conferenza nell'aula magna del Dipartimento di Fisica, Rubbia dimostrò come si poteva, usando ampi territori desertici dell'Africa e poi con degli elettrodotti, produrre un quantitativo di energia che allora mi aveva meravigliato molto. Sì. Poi di tutto questo io non ho più sentito parlare. Tu hai qualche informazione? Vedi, Perché sarebbe cioè tanti piccoli rivoli fanno un fiume in attesa del... Fammi chiarire una cosa. Allora, una centrale convenzionale a fusione nucleare ha vantaggi e svantaggi, ma uno dei grandi vantaggi è che tu prendi un pezzettino di territorio, te lo curi, è confinata e lì ci fai tanti bei megawatt o gigawatt o quello che è. Tu immagina di dire prendiamo un pezzo di deserto del Sahara e ci mettiamo le celle fotovoltaiche. Lo so. Come non c'entra? Scusa, posso finire, porca miseria? Allora, se tu fai una cosa di quel genere, mi devi spiegare chi è che va a togliere la sabbia che il vento mette sui pannelli solari nel deserto. Lo stesso discorso, se tu fai gli specchi alla Rubbia, era lì che volevo arrivare, poi li devi tenere puliti, ma se ne hai uno, se hai 20 metri quadrati va bene, ma fammi 100 chilometri quadri e dimmi chi è che li va a pulire. Cioè, il problema di mettere... Si fa normalmente, si puliscono. Ho detto... Rinuncio. Va bene. Potete magari in le cose. Io direi che a questo punto abbiamo fatto una suggestiva discussione su questo argomento. Ringraziamo ancora il relatore.